Sono vivi e non sono solo anziani ed hanno diritto ad essere attivi. Dedicate all'invecchiamento attivo sono infatti le iniziative promosse da Auser Veneto grazie ad un bando della Regione che ha contribuito quest'anno con 45.000 euro. Prima citavo proprio nell'ultimo intervento anche l'iniziativa di voler realizzare un documentario mettendo insieme una serie di esperienze fatte direttamente dai nostri anziani. Anche in questo il singolo anziano si mette in gioco e diventa attivo e non solo spettatore, ma proprio racconta la propria storia, racconta quello che è successo, come è andata, e insomma potete immaginare. Quindi cerchiamo in tutti i modi, anche con sistemi poco usuali, di mantenere sempre questa che è la nostra stella polare, insomma, non è soltanto assistere gli anziani, è anche cercare di stimolare ricordi, stimolare attività, desideri nuovi, curiosità che magari non si sono riuscite a soddisfare, quindi un po' è la fase anche delle possibilità. La Regione ha varato un piano annuale per gli anziani da 1 milione di euro. Nel piano annuale sull'invecchiamento attivo, che è appena stato varato dalla Giunta regionale, una delle linee di intervento è quella della formazione permanente e continua, che è legata sicuramente, noi sappiamo, conosciamo benissimo le università degli anziani, ma nel caso specifico è molto legata anche al digital divide, quindi a tutta l'informazione tecnologica legata alle nuove tecnologie. Abbiamo capito con la pandemia quanto sia importante saper utilizzare uno smartphone, fare una videochiamata, proprio per queste persone che si sono ritrovate chiuse in casa e questo era l'unico mezzo di comunicazione, oppure oggi sappiamo anche con la digitalizzazione di tutti gli strumenti, pensiamo anche per quanto riguarda le ricette farmaceutiche, una prenotazione e quant'altro, quanto sia fondamentale saper conoscere e saper utilizzare questi strumenti. Gli anziani sono stati decimati dal Covid, soprattutto ora necessitano di supporto psicologico, di essere rassicurati, di una carezza, di un abbraccio. Gli anziani stanno combattendo una battaglia durissima perché, ripeto, non sono seduttivi come soggetto di attenzione, sono splendidi risorse, sono un tesoro immane che però per conoscerle, per rendersene conto bisogna entrarci mettendosi anche a disposizione per fare, che ne so, compagnia telefonica piuttosto che il trasporto accompagnato per andare a curarsi o fare un viaggio insieme a noi.